Risuonano le note dell'inno di Mameli prima dell'inizio di gara 1 dei playout salvezza, derby fratricida al Pala Restivo di Cagliari. Virtus contro San Salvatore, in palio c'è la permanenza in Serie A2. Questa sfida, arbitrata dai signori Jacopo Spinelli e Matteo Colombo di Cantù, inizia subito con una palla persa da parte di quella che oggi è la formazione ospite, ovvero il San Salvatore Selagius, guidato in panchina da coach Fabrizio Staico. Abbiamo detto, queste due formazioni si ritrovano a giocare il playout salvezza dopo essere arrivate rispettivamente 14esima e 15esima al termine della regular season. La Virtus Cagliari nel girone sud, il San Salvatore nel girone nord. Il girone sud, va detto, prevedeva una squadra in meno. Virtus 14esima e dunque in possesso del vantaggio del fattore campo. Potrà disputare, oltre la gara 1, anche l'eventuale bella qui al Pala Restivo. La sfida va avanti, ancora non si è segnato, un po' di confusione, qualche errore in questo avvio di partita. Rimessa dal fondo Virtus, eseguita da Giada Podda, Raiola e quindi trovata Chiara Pastena. Il San Salvatore accenna a un pizzico di pressione, poi Georgieva a tutta velocità si prende la linea di fondo battendo Gagliano, errore, Podda, rimbalzo. C'è il fallo della difesa sul tentativo di lay-up da parte della giovane cresciuta nel settore giovanile della Virtus Cagliari. Avrà a disposizione due liberi dunque Podda per provare a sbloccare questa partita ancora ferma sul punteggio di 0-0, come nella migliore tradizione dei derby sardi. Pregevole la cornice di pubblico. È arrivato il primo canestro, Podda dalla lunetta firma il vantaggio Virtus Cagliari. Cercherà ora di ripetersi, sempre la numero 17, il secondo libero è molto corto, Cordola a rimbalzo porta giù il pallone, poi Arioli per Capitan Lussu. Le aspettative del San Salvatore in questa gara poggiano in gran parte sul suo agonismo, sulla sua capacità di giocare partite così determinanti. Il fallo subito da Gagliano intanto in post basso permetterà al San Salvatore di rimettere in gioco dal fondo, sempre con Cinzia. Arioli non al meglio dal punto di vista fisico, qualche problema al ginocchio ormai da diverso tempo a questa parte, ma sta stringendo i denti e anche non al meglio dal punto di vista fisico. Può assolutamente essere determinante in questa serie dall'alto della sua esperienza e anche della sua indiscutibile tecnica. Il San Salvatore non è ancora riuscito a realizzare il primo canestro di questa partita, mentre la Virtus manovra in zona offensiva. Georgieva cerca la penetrazione con la mano destra, rischia anche uno sfondamento su Arioli, poi sbaglia dalla media distanza Mura. Ha recuperato il rimbalzo per il San Salvatore, poi va in punta da Cordola in angolo. Lussu ha spazio per il tiro da 2 punti, ancora un errore. Il San Salvatore cerca di costruire dei buoni tiri ma non è premiato finora dalle percentuali. Georgieva dall'altra parte, dopo una sorta di coast to coast, errore con la mano sinistra. C'è Lussu per il San Salvatore, quindi Cordola dentro, Gagliano, tiro in reverso, un tiro fra i suoi preferiti. E allora arriva il sorpasso San Salvatore, 2-1, punteggio bassissimo, l'abbiamo detto, inizio di partita contrassegnato anche da tanti errori, forse anche un pizzico di frenesia. Georgieva da 3 punti, tiro affrettato e corto. Orsini, buon lavoro a rimbalzo offensivo, il tiro in semigancio, errore. La lotta a rimbalzo premia il San Salvatore, che può riportarsi dall'altra parte sempre con Capitan Lussu. Ha chiamato lo schema, è andato a servire Arioli da 3 punti. Cinzia, Arioli manda sul primo ferro, rimbalzo difensivo per Iva Georgieva, la bulgara, che rischia qui un'infrazione di doppio palleggio che avrebbe avuto davvero clamoroso. Era indecisa se continuare appunto l'azione di palleggio, se passare il pallone una compagna. L'azione della Virtus comunque prosegue con il pick and roll alto tra Podda e Raiola. Orsini da 3 punti allo scadere di 24 deve sparare, in qualche modo sbaglia. C'era anche il fischio arbitrale, dunque rimessa in gioco da zona difensiva per il San Salvatore Selagius. Ci aspettavamo alla vigilia una partita di questo tipo, nervosa, il pallone pesa il doppio e allora inevitabile il punteggio basso. Cordola, ovviamente vedremo se sarà così anche per il resto della partita. Gagliano, il tiro dal post basso, bel movimento per Delia Gagliano, autrice di tutti e 4 i primi punti del San Salvatore. 4-1 per la squadra guidata in panchina da
coach Fabrizio Staico. Avete visto la concentrazione sul volto di Cinzia Arioli, che era andata a prendere in marcatura Chiara Pastena. Recupero per le giallonere, Lussu dentro subito per Cordola, persa per un attimo da Orsini, viene graziata però la giocatrice della Virtus dopo questa piccola sbavatura in marcatura. Raiola dopo l'hesitation attacca Gagliano, costretto a scaricare fuori Orsini da 3, ancora sfortuna qui, il pallone ruota attorno al ferro e poi esce. Arioli costruisce dal palleggio per il San Salvatore, costretta a chiudere il palleggio, poi alto basso Mura premia Cordola con buon posizionamento, ma è altrettanto buona anche la difesa di Orsini. Allora arriva l'errore, la Virtus torna dall'altra parte, primo quarto che sta scorrendo via molto veloce, pescato ottimamente il taglio di Orsini. Ben giocata qui la transizione dalla Virtus Cagliari, trova l'equilibrio, manda a segno il layup con la mano destra Orsini, dall'altra parte Lussu in penetrazione, la sua specialità con la mano destra. 6-3, immediata risposta del San Salvatore qui al pala restivo, si affida allo schema pugno. Intanto Iva Georgieva, Pastena, un'occhiata dentro, poi ancora oltre l'arco per Georgieva, anche qui forse un pizzico a rischio di infrazioni di passi, poi trova, alzando la parabola, il canestro del -1. 6-5 il punteggio sul tabellone dell'impianto cagliaritano. Cordola con la mano sinistra prova ad andare dentro, Orsini aveva cercato di prendere anche il fallo di sfondamento, situazione un po' al limite, poi la Virtus può agire ancora in transizione. Georgieva, gran virata, che canestro per Iva Georgieva, ed è quello del sorpasso per la Virtus sul 7-6. Sprazzi di tecnica individuale, di classe, di dinamismo per Iva Georgieva, giocatrice dotata di grande talento, ma purtroppo anche di grande discontinuità in certi momenti. Qui spara da 3 punti sul secondo ferro, bello il rimbalzo di Ilenia Cordola, che poi va a subire anche il fallo di Orsini che cercava la sfera. Avete visto Iris Ferrazzoli, tecnico della Virtus, dare indicazioni. Sono ben 3 le squadre sarde impegnate nei playout salvezza, 3 su 4, solamente il CUS è riuscito a ottenere la salvezza diretta. San Salvatore e Virtus stanno cercando la permanenza nella categoria, la Mercede affronta invece Carugate. Intanto è arrivato il primo time out della partita. È ripreso il gioco al pala restivo di Cagliari, dunque riprendiamo il discorso lasciato in precedenza. San Salvatore e Virtus a contendersi questo turno di playout. Dall'altra parte del tabellone Mercede Alghero contro Carugate, gara 1 in trasferta ovviamente per le ragazze di coach Manuela Monticelli. Poi gara 2 nel prossimo weekend in Sardegna, ad Alghero al Pala Corbia. Pastena ha rimesso in gioco verso Paola Raiola, quindi in angolo Georgieva è accoppiata con Gagliano, potrebbe batterla dal palleggio, desiste però la bulgara, torna fuori da Orsini. Un po' macchinosa questa trama d'attacco della Virtus, si cerca di risolvere il tutto con un pick and roll centrale. Orsini però non riesce a realizzare, allora riparte il San Salvatore sotto di una lunghezza sul 7-6. Arioli guarda per un attimo al post basso di Cordola, poi le chiede di spostarsi perché vuole giocare un 1 contro 1, errore per Arioli che poi chiede scusa e la rimessa viene assegnata alla Virtus. Il pallone aveva probabilmente toccato la parte, struttura esterna insomma del canestro, dunque Pastena può agire ancora in cabina di regia per la Virtus, riceve il consegnato da Georgieva, ancora ad attaccare Gagliano. Interessante questa partita nella partita tra le due. Gagliano di norma sarebbe anche un 4 in certe condizioni, anche se buona parte della stagione l'ha giocata da 3, stante l'arrivo anche in casa a San Salvatore di Melissa Rondinelli. Georgieva è senz'altro un 2 classico, molto più rapida sul primo passo. Allora vedremo quale sarà la tenuta difensiva di Delia Gagliano, che dall'altra parte può cercare di avvantaggiarsi dal
punto di vista fisico rispetto all'avversaria diretta, ottimi fondamentali di post basso, ma al tempo stesso sa anche aprirsi per il tiro dalla media lunga distanza. Qui l'ultimo tocco di una giocatrice del San Salvatore, dunque offerta la sfera per la rimessa dal fondo alla Virtus che va a operare un cambio. C'è l'uscita di Raiola e l'ingresso in campo di Laura Pellegrini Bettoli. Sarà Chiara Pastena a eseguire dunque la rimessa. Pellegrini Bettoli riceve contro Lussu, Pastena lavora sul blocco di Orsini, quindi ancora Pellegrini Bettoli accoppiata con un mastino difensivo del calibro di Anna Lussu. Tentativo difficile qui di Orsini, probabilmente poteva starci anche un fischio arbitrale. Risolve tutto Sorrentino che porta avanti la Virtus sul +3, 9-6. Allora in campo anche Simona Sorrentino per la Virtus in questa fase del primo quarto. Qui Gagliano sbaglia, voleva un fallo, ha recuperato comunque Cordola che mette tutti d'accordo, permette al San Salvatore di tornare sul -1, 9-8 in questa seconda metà del primo quarto, con anche l'ingresso in campo di Arianna Puggioni per la Virtus Cagliari. Tiro da 3 punti airball per l'ex Ariano Irpino. Il lavoro di Francesco Orsini a rimbalzo è generoso, ma non viene premiato dalla rimessa dal fondo già eseguita dal San Salvatore Selardus. Schema corner, quello chiamato da Cinzia Arioli, che va a servire Mura in punta. Cordola, circolazione sul perimetro, poi Lussu arriva ancora sul pallone. Cinzia Arioli da 2 punti, Mura uscendo dal blocco sbaglia, ma lei stessa recupera il rimbalzo, offre un ottimo assist per Delia Gagliano, sfruttato a dovere contro sorpasso. San Salvatore 10-9 il punteggio. Pellegrini Bettoli in post, Orsini si aiuta un po' troppo con le braccia. Ilenia Cordola, fallo personale. Dunque Virtus ancora in attacco, altro fischio arbitrale per segnalare delle sostituzioni. Fuori Pastena, ora torna Raiola in casa virtusina. Qui malamente gettato alle ortiche questo possesso offensivo da parte della Virtus Cagliari. Sarà dunque il San Salvatore ora a rimettere dal fondo, sempre con Arioli. Vediamo se si alza la pressione difensiva della Virtus. Arioli per Lussu. Ci sono Pellegrini Bettoli e Raiola sulle sue tracce. Riesce comunque a lavorare bene sulla pressione avversaria. Anna Lussu, Cordola fuori, Lussu da 3 punti. Errore, Cordola sta dominando a rimbalzo con la mano sinistra, sbaglia, tanta confusione là sotto. Ci riprova e segna Ilenia Cordola, un fattore sotto le planche, del resto la più prestante dal punto di vista fisico tra le giocatrici in campo. Qui lanciata in contropiede Anna Lussu, la inseguono in 2, ma è troppo rapida per tutti. Il capitano del San Salvatore che ora mette in piedi un parziale aperto. Allora Iris Ferrazzoli interviene chiamando il time out. 14-9 per le giallonere. Rimessa dal fondo eseguita dalla Virtus che cerca di reagire allora a questa accelerazione del San Salvatore. Orsini, il consegnato, Raiola subito palleggio, arresto e tiro, la sua specialità, ma sbaglia. Il San Salvatore recupera con Arioli dentro, ancora Cordola, segna con il fallo, potenziale gioco da 3 punti, sta salendo in cattedra non solo a rimbalzo ma anche dal punto di vista offensivo in generale. Ilenia Cordola avrà la possibilità di realizzare ancora dalla lunetta. 16-9. San Salvatore è andata su per la stoppata, la sua avversaria ha trovato però solamente il braccio. Cordola segna dalla lunetta. 17-9. Allora parziale aperto, ancora prolungato dal San Salvatore. Pellegrini Bettoli in angolo, Puggioni da 3 punti, stavolta sul ferro dopo l'airball in precedenza. La Corte, nuovo ingresso in campo per il San Salvatore, schema pollice ora. Gagliano oltre l'arco, consegnato per Mura
accoppiata con Puggioni. Cordola consegnato, Lussu cerca lo spazio per la penetrazione, buona la posizione difensiva di Raiola, fischio per segnalare il fallo in attacco di Cordola, se non abbiamo interpretato male la segnalazione arbitrale. E vediamo che anche il coach del San Salvatore, Fabrizio Staico, non è assolutamente convinto di questa chiamata rimessa dal fondo Virtus, quando ormai si sta esaurendo il tempo sul cronometro del primo quarto. Pellegrini Bettoli porta il pallone nella metà campo d'attacco per la Virtus, altro fischio. Vediamo segnalare cosa. Rimessa Virtus con probabilmente un malinteso con il tavolo degli ufficiali. Staffetta tra i numeri 4-5 per il San Salvatore, fuori Cordola, dentro Melissa Rondinelli. Raiola, quindi Puggioni, Pellegrini Bettoli, accenna al taglio backdoor, Raiola in punta, bello il movimento di Pellegrini Bettoli, con coraggio attacca sulla linea di penetrazione, libera, e allora subisce il fallo che la porterà in lunetta per 2 liberi guadagnati. Ripetiamo bene qui da Pellegrini Bettoli, giovane, classe 1998, con personalità. In campo ora minuti di responsabilità per lei. Libero qui rivedibile per Pellegrini Bettoli, che ci riprova, qui è però sfortunata. Allora Laccorte, dall'altra parte il San Salvatore ci riprova, giro sul perno, fallo subito da Michela Laccorte, 2 liberi anche per lei. La rotazione del San Salvatore si è accorciata col passare delle giornate di campionato, allora ha avuto sempre maggior spazio a disposizione Laccorte, che si è fatta trovare pronta, specialista in uscita dalla panchina. Qui Virtus doppiata sul 18-9, 1 su 2, termina qui il primo quarto, San Salvatore in vantaggio con un parziale aperto di 12-0 in chiusura di primo periodo. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Mannu, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Inizia il secondo quarto al Pala Restivo, il primo possesso della Virtus Cagliari con Paola Raiola. Georgieva va subito ad attaccare Laccorte usando anche il fisico. Realizza bel canestro qui per Iva Georgieva, 11-18 il punteggio. La Virtus cerca di ricucire questo parziale messo in piedi dal San Salvatore e lo interrompe, quantomeno ferma l'emorragia la squadra di Ferrazzoli. Vuole giocare il pick and roll con Rondinelli, Arioli che poi scarica in angolo, Gagliano linea di fondo, Rondinelli, una ricezione molto complicata, palla persa dal San Salvatore, qualche problema al ginocchio destro per Gagliano, nulla di grave, allora si riparte. Georgieva, schema a pugno, questa è la chiamata d'attacco per la Virtus. Orsini a bloccare per Georgieva, un passo dall'anticipo il San Salvatore, l'ultima a toccare è stata la giocatrice della Virtus, Iva Georgieva in particolare. Dunque rimessa San Salvatore. Laccorte, Lussu, chiamata a testa ora al palleggio con la mano sinistra Lussu, Rondinelli, l'uscita di Arioli, vuole subito la ricezione profonda di Gagliano, va su cercando di tenere anche il contatto, non viene premiata dal fischio arbitrale. Allora in transizione la Virtus ancora a scatenare la velocità di Iva Georgieva,
meno 5 ora, 18-13, mini break di 4 punti entrando nel secondo quarto per la Virtus. Gagliano, cercare ancora spazi nel pitturato, si chiude bene però la Virtus, errore per la Corte, sbaglia anche Rondinelli. Tanta energia difensiva in questa fase per la Virtus, che ora si porta dall'altra parte con Raiola dal palleggio, sale Sorrentino per bloccare, c'è il cambio difensivo, poi airball inusuale dalla media distanza per Paola Raiola. Lo abbiamo già detto nel corso del primo quarto, ama prendere questo genere di conclusione, spesso e volentieri la manda a segno. Può ripartire allora il San Salvatore, la Corte per Lussu. Schema a testa. Anche in questo caso Rondinelli guarda all'interno del pitturato, si appoggia poi in direzione di La Corte. Arioli, arriva Rondinelli per bloccare, penetrazione centrale. Arioli va a subire il fallo, stavolta assolutamente evidente, avrà a disposizione 2 tiri liberi la giocatrice ex Cuscagliari. Dentro il primo, interrompe dunque anche il contro break della Virtus. Il San Salvatore 19-13 più 6 che rimane tale in virtù dell'1 su 2 di Cinzia Arioli. Georgieva qui un po' troppa frenesia nella gestione del possesso, si cerca però costantemente il canestro rapido per la Virtus Cagliari. Virtus, formazione dall'impronta giovanile abbastanza evidente, che dunque cerca di sfruttare a meglio quelle che sono le proprie armi, la corsa, la rapidità, l'intensità nell'arco dei 40 minuti. La Corte qui deve aiutarsi anche col braccio esterno per avere la meglio della pressione di Paola Raiola. L'ultimo tocco il suo, rimessa Virtus, palla persa a San Salvatore. La partita rimane sempre particolarmente accesa dal punto di vista agonistico, anche se fino a questo momento è stata anche assolutamente corretta. Georgieva, consegnato per Pastena, Podda tornata sul parquet, va a ricevere questo pallone, libera da marcature, ha spazio per il tiro dalla media ma lo sbaglia. Orsini a rimbalzo, lotta con grande intensità, si trattava anzi forse di Sorrentino. Lussu poi non riesce ad approfittarne, esulta Pastena. La Virtus difende ancora con davvero tanta energia. Si prepara un cambio in casa San Salvatore. Intanto c'è il consegnato per Raiola. Georgieva accoppiata con La Corte, anche qui è molto più rapida della sua avversaria. Avete visto con quanta facilità l'abbia battuta sul primo passo. Qui un flipper con Arioli, che forse poteva anche ricevere prima questa chiamata arbitrale per il fallo, toccata sulla caviglia da terra, anche se in maniera ovviamente del tutto involontaria. Arriva poi in un secondo momento la segnalazione del fallo. Siamo sempre sul 19-13 in favore della squadra ospite. Il San Salvatore Selargius, che può attaccare ancora con la rimessa di Arioli per Lussu. Esce dai blocchi La Corte, mette subito palla per terra, penetrazione centrale, non riesce poi nello scarico in direzione di Cordola. Ancora una buona difesa, anzi direi ottima difesa per la Virtus. Qui il pallone per Raiola oltre l'arco, lavora dal palleggio contro La Corte, c'è il fischio arbitrale, un blocco irregolare a vanificare questa azione. Comunque gioco nuovamente fermo e pallone assegnato alla compagine Selargina per la rimessa. Lussu lascia il pallone tra le mani di Arioli, schema corna. Rondinelli, La Corte, subito attaccare Raiola. Lussu cerca di giocare un alto basso con La Corte, che poi a sua volta vorrebbe uno scarico difficile lì in quella posizione.
risolve tutto Melissa Rondinelli. Canestro con la mano destra per il 21-13 più 8. Ritorna sul massimo vantaggio dunque il San Salvatore, che qui va a recuperare palla con il proprio motorino inesauribile. Lussu a rischio infrazione di passi. Cordola arriva comunque, la palla persa sulla ricezione difettosa di Rondinelli. La Virtus allora ci riprova. A un passo dall'anticipo Cordola, vuole l'aiuto, palleggio, arresto e tiro comodo per Sorrentino. Situazione nata dal mancato anticipo di Cordola. E altra interruzione della partita sul punteggio di 21-15 in favore del San Salvatore Selaggius. Time out chiamato da coach Fabrizio Staico. È ripreso il gioco al palla restivo, possesso San Salvatore. Lussu, il blocco di Rondinelli, guarda anche qui per ricezione profonda di Cordola, vorrebbe prendere la linea di fondo, poi la lunga torinese, ne viene sporcato il pallone. Rimessa dal fondo San Salvatore. Cerca una linea di passaggio Arioli, esce Laccorte dall'angolo a segno Michela Laccorte, 23-15. Il San Salvatore mantiene dunque le distanze, riesce a tenere a bada una Virtus comunque arrembante, sempre costantemente col coltello tra i denti. Bello qui il taglio backdoor di Pastena, non riesce però a trovare lo spazio per il tiro. Recupero di palla di Raiola. Arioli chiedeva una infrazione di campo, probabilmente non aveva tutti i torti. Georgieva subito a testa bassa attacca la linea di penetrazione sulla sinistra. Qui deraglia un po', ma anzi non c'è la rimessa Virtus. Il pallone viene assegnato al San Salvatore. Gestisce ora il vantaggio a questo punto del secondo quarto. Ricordiamo vantaggio sul 23-15. Lussu, Rondinelli guarda il canestro, poi serve Arioli, si propone sempre in post Cordola. Lussu vuole battere Pastena nell'1 contro 1, a un passo dal potenziale gioco da 3 punti. Il capitano del San Salvatore dovrà accontentarsi di 2 tiri dalla lunetta. C'è Alessandra Markovic intanto per la Virtus, che cerca di mantenere alta l'intensità anche ricorrendo alla propria rotazione, leggermente più lunga rispetto a quella del San Salvatore. Primo libero a segno per Lussu, che fa 2 su 2 e dunque massimo vantaggio nella gara per il San Salvatore sul più 10. Ora prima doppia cifra di vantaggio per le Selargine, 25-15. Sorrentino, backdoor di Raiola, tiro cadendo all'indietro e stavolta fa vedere a tutti di essere in possesso di un tiro molto educato dalla media distanza. Paola Raiola, 25-17, mentre prova a manovrare Laccorte, tiro da 3, ma prima c'era il fallo in attacco. Laccorte aveva segnato una gran tripla, c'è anche un fallo tecnico. Non abbiamo purtroppo visto quale sia stata la giocatrice a ricevere la sanzione. Fallo tecnico, dunque un tiro libero, più possesso Virtus. In precedenza c'era stato il fallo in attacco, è volata probabilmente qualche parola di troppo che non è stata tollerata dai signori
Spinelli e Colombo di Cantù. Georgieva in lunetta, chiamata ad accorciare, allora sbaglia Georgieva. Tutti i punti, anzi direi soprattutto quelli a cronometro fermo, possono essere preziosi in una partita come questa. Qui Georgieva non ne ha approfittato, ma c'è comunque il possesso aggiuntivo per la Virtus Cagliari, che gestisce con Raiola il blocco alto di Orsini. Tiene il cambio difensivo Cordola, ma è più brava di lei Paola Raiola, le spara in faccia il tiro da 2 punti. Attenzione alla Virtus che ora accorcia sul -6 dopo essere stata sotto anche di 10. Cordola rimedia subito, servita bene vicino a canestro. San Salvatore la premia spesso e volentieri, la cerca e la trova in situazioni di ricezione profonda. Da 3 punti intanto Georgieva, tiro lungo, c'è Markovic che però garantisce l'extra possesso. Markovic, vediamo se gioca l'1 contro 1 con Cordola, situazione difficile, costretta a dar fuori per Georgieva. 4 secondi per il tiro, un tiro abbastanza curioso qui per Georgieva. C'era forse il tempo per costruire qualcosa di meglio. Arioli sulla pressione della bulgara, va dentro in penetrazione, tira una mano, segna, ma il fallo era arrivato ben prima del movimento di tiro. Dunque ci sarà la rimessa per le Selargine, in vantaggio sul 27-19 quando ci stiamo avvicinando ormai anche alla conclusione del secondo quarto. Anzi, correggo quanto detto in precedenza, 2 liberi per Arioli, il primo va dentro. 28-19 più 9, San Salvatore sempre a un passo dalla doppia cifra di vantaggio, che torna ora in virtù di questo 2-2 da parte della giocatrice milanese. Partita che comunque resta intensa nonostante il San Salvatore stia amministrando con bravura il vantaggio. Errore da 3 punti, ma c'è il tap out a rimbalzo che premia ancora la Virtus Cagliari. Extra possesso, Orsini è andato a bloccare per la giocata di pick and roll. Markovic si palleggia su un piede, meglio palleggia sul piede dell'avversaria. Allora la rimessa è bianco-blu. Georgieva trova Puggioni, forse anche qui un contatto dopo che Puggioni aveva lasciato partire il tiro. Nulla da ravvisare secondo gli arbitri. Lussu, Gagliano guarda il canestro, poi mette palla per terra, attacca bene Sorrentino. 2 punti di ottima fattura qui per Delia Gagliano. È anche molto buona la sua interpretazione, la sua lettura in questa circostanza. Georgieva subito a cercare di rispondere affidandosi al suo talento individuale. Non viene premiata però dal layup con la mano destra. Lussu per Cordola, spara subito per Gagliano, la finta, poi la partenza lungo la linea di fondo, pallone sporcato, Cordola non ci arriva, finisce a terra Georgieva. Lotta furiosa che premia la Virtus. Da terra Georgieva, serve Orsini, poi Puggioni che dà un'occhiata al post basso occupato ma solo per un istante da Orsini. Ricezione negata con troppa energia però da Cordola. Anche qui l'uso delle braccia è abbastanza evidente da parte della giocatrice, con trascorsi anche in Serie 1 nelle fila della Fixi Piramis Torino. 31-19 la situazione di punteggio qui al Pala Restivo di Cagliari. San Salvatore in controllo, ma Virtus che dà la sensazione di essere abbondantemente in grado di rimettere sempre tutto in discussione. Raiola in angolo, linea di passaggio sporcata da Mura, altra rimessa virtussina. Raiola per Georgieva, poi riceve nuovamente la numero 5, lavora sul blocco di Sorrentino, canestro da 3 punti, se non abbiamo visto male la segnalazione per Paola Raiola. -10 Virtus
chiedo scusa, meno 9 Virtus, 22-31. Gagliano, il San Salvatore prova subito a rispondere, piazzato dalla media, segno morbidissimo. Anna Lussu, 33-22 in favore di chi difende. Georgieva, Arianna Puggioni, ancora Georgieva, cerca qui uno scarico, viene murata. Lussu tiene in campo il pallone, poi il numero anche di Arioli, vediamo se riesce ad attaccare in transizione San Salvatore. Qui un tiro preso con pochissimo ritmo e sbagliato davvero non di poco da Gagliano, ma risolve ancora una volta tutto, pulisce e realizza. Anna Lussu, 35-22 più 13 San Salvatore in questa fase del secondo quarto. Raiola sfortunata con l'ennesimo tiro dalla media distanza. Georgieva quasi di tocco si appoggia al tabellone proprio in chiusura di secondo quarto. Allora si va alla pausa lunga con la formazione ospite in vantaggio sul 35-24 dopo i primi 20 minuti di questa gara 1 dei playout salvezza. Iniziato il secondo tempo al Pala Restivo di Cagliari, si riparte dal vantaggio San Salvatore sul punteggio di 24-35, primo possesso giallo-nero con Francesca Mura che attende l'arrivo di Arioli in punta. C'è poi Gagliano accoppiata con Georgieva, stavolta è lei che cerca di batterla dal palleggio, step back per creare separazione contro l'avversaria, sbaglia il tiro Rondinelli, tiene vivo a rimbalzo, ma c'è il fischio che premia la Virtus. Può rimettere da zona difensiva con Arianna Puggioni. Georgieva, il movimento di Raiola marcato ad anticipo da Lussu che le nega la ricezione, il taglio backdoor della play della Virtus. Poi Georgieva con l'ennesimo tiro da 3 punti sbagliato nella sua partita. Allora Lussu dall'altra parte, schema a testa, ha subito a prendersi il blocco di Rondinelli, poi si apre e studia la situazione, restituisce per il suo capitano. Lussu, difficile trovare spazi, Gagliano senza ritmo da 3 punti, errore. Mura arriva sul rimbalzo d'attacco e garantisce l'extra possesso Selargino. Gagliano attacca andando verso sinistra, poi gira sul perno, segna il primo canestro del terzo quarto, 37-24. E dunque nuovo più 13 San Salvatore. Il tiro dopo il giro sul perno, anche a protezione del corpo, è un classico di Delia Gagliano. Dall'altra parte la Virtus da 3 punti, Puggioni può metterla, infatti lo fa. Arianna Puggioni accorcia subito sul meno 10, 37-27, derby combattuto, la Virtus non ci sta, resta ancora in partita. Qui cerca di recuperare il pallone sull'iniziativa dal palleggio di Arioli, vediamo qual è la scelta arbitrale in questo caso, quella di assegnare il pallone ancora alla squadra guidata in panchina da Fabrizio Staico, che rimette con Arioli. Lussu, quindi Francesca Mura vorrebbe il pallone in post alto. Rondinelli, Arioli lavora sul blocco, poi prende il tiro dalla media, sbaglia. Mura rimbalza, stavolta non riesce a trattenere, ma c'è l'extra possesso garantito da Rondinelli. Arioli va a infrangersi su un body check avversario, c'è il fallo. Rimessa in attacco eseguita, Lussu in punta Francesca Mura, quindi ancora Arioli, azione del San Salvatore che naufraga con questo passaggio banalmente sbagliato in direzione di Mura. Pallone che termina oltre la linea laterale, rimessa già eseguita dalla Virtus. Georgieva va in angolo, Puggioni, anzi chiedo scusa, si tratta di Sorrentino. Ora sì, Arianna Puggioni da 3, si sentiva in ritmo dopo il canestro precedente, stavolta però non è stata altrettanto fortunata. Arioli vede il movimento di Lussu, è già pronto il blocco di Rondinelli che poi prende posizione in post basso.
Arriva ora il pallone per l'ala forte italo-canadese, aveva però commesso fallo, ancora un po' avulsa dalla partita Melissa Rondinelli. Interruzione della gara per un time out, il primo di questo terzo quarto. A chiamarla è stata la panchina della Virtus Cagliari. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Riprende il gioco al Pala Restivo, la Virtus ci riprova con Georgieva, batte facilmente Gagliano, anche se poi manca la cosa più importante, ovvero l'appoggio vincente a canestro. Mura piazzato dalla media in transizione, errore anche per lei, ancora un extra possesso, San Salvatore ne sta concedendo forse un po' troppo in questa fase. La Virtus, gran marcatura qui d'anticipo e ottima lettura difensiva per Simona Sorrentino. Permette alle sue compagne di ripresentarsi dall'altra parte. Altro tentativo di Georgieva, davvero tantissimi tiri presi dalla bulgara in questa partita, miglior realizzatrice del match. Errore anche per Cinzia Rioli dall'altra parte, si sbaglia tanto in questa fase. Schema pugno per Raiola, è il suo bel da fare contro la pressione di Lussu che cerca a lungo il pallone. Ancora questa situazione che si ripropone, allora è ribaltato Georgieva, stavolta forse esagera un po', ma quando segna ha assolutamente ragione lei. Iva Georgieva da 7 metri abbondanti accorcia sul -7, 37-30. Si accende ancora il tifo del Pala Restivo. Arioli tripla frontale, non è brava come Georgieva in questo caso. Rondinelli non è riuscita a controllare il rimbalzo d'attacco. Allora la Virtus in fiducia stavolta si ripresenta dall'altra parte con Puggioni. 2 canestri fondamentali dall'arco in questo terzo quarto. Il primo andato a segno da Puggioni, il secondo da Georgieva che ha tutta l'aria di volerci riprovare. La stoppata di Gagliano con un ottimo lavoro difensivo in questo caso. Pronto intanto il ritorno sul parquet di Cordola in casa San Salvatore. Autorizzato ora il cambio, esce una Melissa Rondinelli abbastanza spenta finora. È rimessa in gioco San Salvatore. Mura per Lussu, chiamata offensiva del San Salvatore. Cordola oltre l'arco, serve il taglio di Gagliano. Le 2 lunghe del San Salvatore sanno trovarsi molto bene, l'hanno fatto in questo caso, anche se Gagliano facendo a sportellate non è riuscita a guadagnare sufficiente spazio per un tiro comodo. La Virtus ha alzato ancora una volta l'intensità anche fisica della propria difesa. Raiola ora mette ordine nell'attacco virtusino. Sale Orsini per il blocco, lo show difensivo profondo di Cordola. Step back, tiro dalla media, airball però per Arianna Puggioni. In questo caso anche lei può dare di più alla causa. Lussu a tutta velocità, tutta birra, segna andando fino in fondo con la mano destra. Il +9 San Salvatore, 39-30. Occupa posizione profonda e segna Simona Sorrentino. Botta e risposta ora dopo una serie di errori. Partita sempre viva e avvincente sul 39-32 in favore di chi
ha la palla in mano. Gagliano in gomito da Cordola, vuole battere Orsini, poi chiude il palleggio Mura, linea di passaggio difficile, ricezione altrettanto complicata per la 7 giallonera che perde il possesso del pallone. Allora Orsini attende l'arrivo di Puggioni, attacca difesa schierata la Virtus con Raiola che vorrebbe prendersi il pallone, ma la ricezione le viene negata dalla marcatura d'anticipo di Lussu. Linea di fondo ottimamente presa ancora da parte di Iva Georgieva. 34-39, accorcia sul -3 la Virtus, che ora ha nuovamente il sostegno accesissimo del proprio pubblico. Arioli in post basso, poi Cordola in reversa, aveva cercato una conclusione difficile, si lotta a terra, c'è la chiamata di palla contesa, il possesso sarà della Virtus. Fase della partita molto interessante in cui la Virtus sta cercando di riportarsi pienamente a contatto, lo è già in parte sul -5, 34-39. Ora la squadra di Ferrazzoli ha la possibilità di tornare a un solo possesso di distanza dalle avversarie. Georgieva, ancora Georgieva, vuole ancora prendersi un tiro, stavolta errore in penetrazione. Cordola, qui riesce a servire Gagliano da terra, ancora tanta confusione. Per un istante il San Salvatore poteva attaccare 3 contro 3, poi Cordola fuori, la Corte cerca un tiro molto molto complicato, infatti arriva l'errore. Pastena serve la fuga di Georgieva, al solito inesauribile da una parte e dall'altra, con grande corsa. L'ultimo tocco è di Cordola secondo gli arbitri. Bella atmosfera qui al Palarestivo, basket sardo intanto si risveglia. Ci piacerebbe però vedere queste due squadre in campo per altri obiettivi che non siano quelli di cercare di difendere con le unghie e con i denti in maniera sofferta la categoria. Virtus che ha rifondato notevolmente il proprio roster nel corso di questa stagione, si sapeva in parte che sarebbe stata insomma un'annata sofferta, cui si sarebbe cercato di ottenere la salvezza in un modo o nell'altro. Una squadra che è migliorata in maniera davvero evidente rispetto alle prime giornate di campionato, ha guadagnato questi playout evitando l'ultimo posto in classifica. Dall'altra parte un San Salvatore che aveva iniziato la propria stagione con tutt'altri propositi, si cercava, anche se non è mai stato detto diciamo apertamente, ma le ambizioni a mio giudizio personale erano legittime, di playoff, visto il roster allestito. Intanto potenziale gioco da 3 punti ancora per la Virtus, la protagonista è sempre lei, Iva Georgieva, una giocatrice sola al comando in questa gara. E ora sì, c'è un possesso solo di distanza, per quanto pieno, tra le due formazioni. 39-36, dicevamo, della stagione del San Salvatore. Partito con altri obiettivi, poi gli infortuni, prima di Masic e poi di Fabbri, hanno costretto a rivedere un po' certi propositi. Tanta sfortuna, ma che in questo caso avrebbe potuto fare meglio la squadra giallonera, che è stata vittima di una serie di sconfitte nella seconda parte di stagione davvero importante. Intanto a Georgieva ha risposto Michela Laccorte con una provvidenziale tripla, quella del 42-36. Georgieva, rinizia la Virtus, attacca subito Gagliano andando verso sinistra,
Poi il rimbalzo di Cordola dopo l'errore. Lussu sempre a tutta velocità, cost to cost, stoppata qui di Pasternak, finisce per terra Anna Lussu. Georgieva rischia di perdere il controllo del pallone. Poi Raiola, finta il tiro da 3 punti, va dentro. Cordola in ritardo con lo scivolamento difensivo, c'è il fallo. E ancora grande fiducia in casa Virtus, nonostante, come detto, la pesante tripla di Michela Laccorte in precedenza. Canestro fondamentale per il morale, innanzitutto di un San Salvatore che ha avuto anche in qualche fase dei problemi di autostima. Intanto Raiola per Georgieva, cerca il pallone Lussu, c'è il fallo in attacco, una gomitata involontaria sul volto del capitano del San Salvatore. Tutto a posto comunque per Anna Lussu. Allora la partita può riprendere, il San Salvatore è sempre in vantaggio, ma la Virtus ha contatto sul 37-42. Così recita il tabellone del Palarestivo di Cagliari in questa gara 1 dei playout salvezza del campionato di Serie A2 femminile. Riprende allora il gioco dopo questa lunga pausa. Michela Laccorte in cabina di regia per il San Salvatore. Gagliano fa circolare sempre all'indirizzo del capitano Anna Lussu. Mura non trova spazio per la penetrazione, serve ancora Michela Laccorte, c'è il taglio sotto ignorato di Rondinelli. Gagliano da 3 punti, conclusione molto corta, e poi nessuna giocatrice Selargina riesce ad arrivare sul rimbalzo lungo. Si riprenderà con la rimessa dal fondo per la Virtus Cagliari. Alessandra Markovic ha servito Raiola, va a prenderla in consegna lontanissimo da canestro. Lussu sempre molto attiva in pressione, cerca ancora il pallone, prova in tutti i modi a mettere in difficoltà Raiola. C'è Simona Sorrentino per il pick and roll, va in penetrazione, Raiola le strappa il pallone dalle mani Rondinelli, perfeziona il recupero. Poi Gagliano, il San Salvatore si affida sempre all'italo-canadese, il movimento verso canestro viene fermata con il fallo, con Sorrentino che si era sostanzialmente aggrappata sulle sue braccia nel tentativo di fermarla. 2 liberi allora per Melissa Rondinelli, giocatrice che ha avuto un buon impatto al momento del suo arrivo a Selarus. Poi col passare dei mesi il suo apporto è stato meno consistente in questa serie playout, cerca di ritrovare anche lei la miglior forma. È andata a segno con il primo libero, un altro a disposizione, anche questo va dentro. 2-2 per Melissa Rondinelli. San Salvatore ricaccia indietro allora la Virtus, 44-37. Markovic osserva la situazione e poi serve Pasternak in punta, sempre Sorrentino pronta a bloccare per il pick and roll in angolo, coinvolta Podda, scarica fuori Pasternak piazzato dalla media, secondo ferro, e poi buon lavoro con il tagliafuori, il rimbalzo difensivo per Michela Laccorte, cerca la collaborazione di qualche compagna, poi preferisce andare dentro in penetrazione, passo d'incrocio, scarico all'ultimo, Rondinelli da sotto sbaglia, poi recupera con grande caparbietà il pallone, in un secondo momento non riesce ad andare a segno. Termina il terzo quarto, il San Salvatore è sempre avanti sul punteggio di 44-37. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo.
Ultimi 10 minuti di speranza per la Virtus Cagliari, che non vuole abbandonare il vantaggio del fattore campo in questa serie playout. Ultimo periodo che inizia con un pasticcio veramente banale da parte del San Salvatore, che regala il pallone alla squadra di Ferrazzoli subito con la rimessa da metà campo. Ovvero inizio di ultimo periodo da dimenticare. Vediamo come proseguirà allora il San Salvatore. Qui il pallone è ribaltato rapidamente, pescata ottimamente Orsini sotto canestro. Ottimo lavoro qui, circolazione di qualità per la squadra cagliaritana. 2 punti da sotto a firma Francesca Orsini. Schema a testa intanto per il San Salvatore con Michela Laccorte. Lussu non trova un corridoio di penetrazione, torna fuori Rondinelli, guarda il canestro da 3, un tiro lunghissimo, davvero da dimenticare per Melissa Rondinelli, ma strappa via il rimbalzo offensivo. Francesca Mura. Il San Salvatore è stato superiore alla Virtus nell'arco di tutta la gara per quel che concerne la lotta sotto le planche. Gagliano da sotto sbaglia dopo un contatto che viene giudicato regolare. La Virtus può attaccare, ma solo per un istante in sovrannumero. Raiola attende l'arrivo delle compagne. Georgieva tornata nell'accoppiamento con Delia Gagliano. Pastena in gomito da Podda, un pallone pazzo che viene recuperato dal San Salvatore. Stavolta Laccorte chiama lo schema a pollice. Ancora una volta minuti di responsabilità in campo per lei. Giro sul perno per Mura. Qui un gran canestro di Francesca Mura, anche un piccolo gesto di stizza dopo i 2 punti realizzati, forse frustrata per qualche errore di troppo al tiro in precedenza. Qui 2 punti davvero molto ben costruiti, di qualità per la giovane classe 2000 del San Salvatore. A proposito di minuti di responsabilità, lei ne sta avendo tantissimi anche quest'oggi. Dall'altra parte Georgieva non è riuscita a rispondere. Laccorte vuole andare fino in fondo, scarica per Lussu da 3. Laccorte, secondo ferro. Rondinelli stavolta a rimbalzo non ci arriva, sbraccia Orsini per proteggere il pallone. La Virtus rinizia dalle mani di Raiola, mette ordine Raiola. Il pubblico virtusino, nonostante l'abbondante svantaggio in questa fase della partita, continua a sostenere le proprie ragazze. Fa bene, perché Podda trova il tiro dall'angolo che vale addirittura il -5. Con questi 4 punti consecutivi la Virtus rilancia ulteriormente le proprie quotazioni. Lussu sbaglia dopo il giro sul perno. Podda con grande agonismo strappa via il rimbalzo. Pastena dall'altra parte, poi arriva Orsini, si fa vedere, riceve Raiola. Lo show difensivo di Rondinelli. Georgieva vuole il centro dell'area, poi riapre bene Orsini dall'angolo, anche lei a segno. Attenzione alla Virtus ora sul -3, 46-43. Coach Fabrizio Staico interviene immediatamente perché vede qualche segnale che non va nella sua squadra dal punto di vista difensivo. Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto il sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2018, lo spazio per tutti. Il nostro camp estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi di Via Talete a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con un catering di qualità, servizio a navetta e addetti alla sicurezza. Ermano Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff vi aspettano, ma affrettati, i posti sono limitati fino ad esaurimento. Il cuore della Virtus a rimettere tutto in discussione in questa fase iniziale dell'ultimo quarto. Vediamo il San Salvatore in zona offensiva affidarsi ora a Delia Gagliano. Esce dal blocco e riceve Michela Laccorte. Anche lei prova ad attaccare il pitturato, sfortunata nel tiro con la mano mancina. Allora la Virtus torna dall'altra parte con il possesso della possibile parità. Pastena. Un pallone a metà strada tra Orsini e Georgieva, recuperato dalla bulgara, riapre, tiro da 3 punti cortissimo, gran lavoro a rimbalzo di Podda,
poi Raiola, Orsini fa saltare Galliano, va dentro, segna con la mano sinistra. Attenzione alla Virtus, ancora -1 ora, 45-46. Comunque vada, davvero un plauso al grande carattere delle ragazze di coach Ferrazzoli. Galliano intanto dall'altra parte con il suo classico canestro dopo la virata a riportare sul +3 San Salvatore. Ora 48-45, si prosegue punto a punto perché la Virtus va a segno ancora da sotto. Derby che si accende ulteriormente in questi ultimi minuti. Galliano, accoppiamento con Giada Podda, qui non trova lo spazio per andare alla conclusione. Serve Lussu con un passaggio davvero difficile da interpretare. Allora palla persa, esulta la panchina della Virtus con coach Iris Ferrazzoli in testa. La Virtus può tornare dall'altra parte, stavolta per sorpassare. 48-47 in favore di chi difende. E sentite che Bolgia sta diventando il pala restivo. Raiola alla rimessa, Pastena, si alza il coro Virtus. Qui nell'impianto di via Pessagno Georgieva attacca la corte senza pensarci due volte, poi scarico in angolo, Raiola da 3 punti, airball, poi non riesce a avventarsi sul pallone vagante Giada Podda. Il San Salvatore tira un sospiro di sollievo e si affida ora a Cinzia Arioli, chiamata a testa. Attacco giallo-nero, si inizia col blocco di Galliano, subito penetrazione da destra, canestro davvero di classe questo per Cinzia Arioli. Ricaccia indietro sul -3 la Virtus, 50-47. Vediamo se sale in cattedra nel momento chiave della partita l'ex Cuscagliari. Raiola, Pastena, fase del match in cui fare la differenza anche l'esperienza ne ha da vendere. Cinzia Arioli, Podda fuori, Orsini guarda il canestro, tiro dai 6,75, si infrange però sul secondo ferro. Allora la corte e Arioli, che sembra aver dato sicurezza al San Salvatore al momento del suo ritorno in campo. Sempre il blocco di Galliano per dare avvio a questa azione offensiva, ricezione profonda. Cordola non trova il gioco da 3 punti, trova comunque il fallo che la manderà in lunetta con 2 tiri liberi. San Salvatore che sta mostrando freddezza allora in un momento di grossa pressione, con la Virtus che aveva messo il fiato sul collo sul -1 in 2 circostanze. Cordola col primo libero va a segno, 51-47. Allora pian piano prova a riprendere il largo la squadra di Fabrizio Staico. Cordola ancora in lunetta, 2 su 2, importantissimo. Non trema la mano di Ilenia Cordola. 52-47. Vedremo se l'entusiasmo della Virtus riuscirà ancora a rimettere tutto in discussione. Schema a pugno chiamato da Georgieva. Pastena blocca Sorrentino sul lato debole, si era smarcata bene Georgieva, pallone dentro per Podda, fermata con il fallo secondo l'interpretazione arbitrale, fallo in particolare speso da Delia Galliano. Dunque ci saranno liberi anche per Giada Podda. Prestazione positiva la sua, si è calata bene nel clima da battaglia di questo derby, senz'altro. Cerca la concentrazione prima della prima esecuzione a cronometro fermo. Giada Podda va a segno per la soddisfazione del pubblico del Pala Restivo. Ancora Podda, segna anche il secondo. -3 Virtus, sempre un possesso di distanza. Attenzione, palla persa incredibile dal San Salvatore, recupera Raiola e poi Pastena. La Virtus può nuovamente pareggiare o riportarsi sul -1. Pastena, qui la stoppata di Galliano che sale di colpi a livello difensivo in questa azione importantissima come peso specifico nell'economia della partita. Arioli manda a spasso un paio di avversari e poi va dentro con la mano destra. Altri 2 davvero di gran livello per Cinzia Arioli, che rimette 5 punti di distanza
tra il San Salvatore e la Virtus. Georgieva parte forte verso sinistra, poi c'è l'aiuto difensivo puntuale di Rondinelli, ribaltamento per Raiola da 3, sfortunata qui la playmaker della Virtus. Il pubblico della Palla Restivo era pronto a schizzare in piedi. Sempre Arioli ad avviare l'azione dal palleggio per il San Salvatore. Anche qui un gran movimento sul passo d'incrocio e realizza ancora Cinzia Arioli 3 canestri consecutivi, uno più pesante dell'altro, per cercare anche di spegnere l'entusiasmo della Virtus. Più 7 ora, 56-49. Raiola fermata nel fallo, se non abbiamo visto male, di Rondinelli. Dopo una partita passata un po' in ombra, Arioli si è accesa proprio nel momento decisivo. Ripetiamo, 3 canestri, tutti difficili, tutti però dal quoziente tecnico veramente elevato. E ricordiamo peraltro che Arioli sta combattendo ormai da diverso tempo con dei problemi fisici che la stanno condizionando. Avrebbe voluto senz'altro dare un maggior contributo nel corso di queste ultime fasi del torneo. Intanto c'è un piccolo giallo in campo con il San Salvatore qui che protesta per la concessione di questi 2 liberi a Paola Raiola. Tutt'altro che convinto coach Fabrizio Staico, e anche Arioli ha qualcosa da dire alle giacchette grigie. Raiola sbaglia intanto il primo libero, mettendo un po' d'accordo tutti quanti. Si rimane sul 56-49. Non accennano a placarsi intanto le proteste di Arioli, anche buona parte della panchina del San Salvatore continua a protestare. Segna il secondo Raiola, 56-50, e riparte Anna Lussu, velocissima dall'altra parte, la contiene Raiola e palla persa a San Salvatore perché Lussu inavvertitamente aveva calpestato la linea laterale. Qui è stata molto brava Raiola a portare Lussu verso la linea laterale. Tanto arriva il time out in campo, a chiamarlo è stato coach Fabrizio Staico. Riprende il gioco al Palla Restivo. Sempre fasi accesissime e delicate del derby playout tra San Salvatore e Virtus. Cagliari da 3, Georgieva, canestro davvero importantissimo per il meno 3, 56-53, chiedo scusa, 56-53. Intanto Arioli dalla lunga distanza non riesce a rispondere, allora Georgieva a tutta velocità, scarico sotto Sorrentino, prova a riaprire, arriva la sporcatura della linea di passaggio, ma Raiola recupera. Orsini da 3 per il pareggio, il pallone gira sul ferro e poi esce. Brivido allora per il San Salvatore. Arioli dall'altra parte, stavolta attacca da sinistra, prende la linea di fondo, canestro in reverse, il quarto di fila per Arioli, che si sta caricando la squadra sulle spalle e sta tenendo testa a una Virtus davvero tutto cuore questo pomeriggio. Qui un altro giro sul perno, stavolta però c'è l'errore per Georgieva, in precedenza a segno con una gran tripla. 5 punti separano le due squadre quando manca ormai poco al termine di questa gara 1. Raiola, la rimessa dal fondo per la Virtus, servita in angolo, Puggioni da 3, primo ferro e poi il rimbalzone di Lussu, si getta per terra, altrettanto fa Raiola. Infrazione di passi qui, fischio che sanziona la Virtus, non premia la generosità di
Raiola si era lanciata per terra a contendere questo pallone a Lussu. Due mastini davvero da una parte e dall'altra. Paola Raiola, a mio giudizio, può avere un futuro in Serie A per qualità tecniche, ma anche per qualità agonistiche. Oggi lo sta dimostrando una volta di più. Il pubblico di casa continua a crederci, lo sentite in sottofondo, nonostante questi 5 punti che il San Salvatore sta continuando a difendere. Ripetiamo una volta di più in questa fase, grazie a una ottima Cinzia Arioli, salita in cattedra nel momento cruciale. Qui subito il fallo speso su Lussu, fallo di Raiola se non abbiamo visto male, dunque era appena il secondo di squadra per la Virtus che poi va a spendere in rapida successione anche il terzo, stavolta con Georgieva. L'idea è quella di mandare al più presto in lunetta il San Salvatore per provare a rimontare in questo finale. Riceve ancora Arioli e Georgieva spende un altro fallo. In queste circostanze le giocatrici della Virtus devono stare attente a non esagerare con la pressione, con anche la fisicità nell'intervento difensivo, perché il rischio di cadere nell'antisportivo è abbastanza alto. Allora, quarto fallo di squadra, mentre c'è stata una sostituzione in casa Virtus. Quarto fallo di squadra, dal prossimo si andrà a tirare. Lussu va a prendersi il blocco di Rondinelli. Attenzione, perché una giocatrice della Virtus, Raiola, è finita a terra molto dolorante al ginocchio sinistro. Dalla dinamica sembrerebbe essere stata una botta per Raiola, però non ci sono certezze da questa posizione. È davvero difficile capire quale sia stato il problema. Qualche compagna di squadra ha portato subito le mani sul volto. Ci auguriamo che il problema di Raiola sia il più lieve possibile, ma queste immagini non sono rassicuranti. Caduta male sul ginocchio sinistro. La speranza è che abbia semplicemente battuto molto forte. Il ginocchio sul parquet sarebbe il minore dei danni. Il rischio però è quello che ci sia stato un movimento sbagliato, una torsione del ginocchio. Allora in quel caso i danni sarebbero ovviamente ben più gravi. Vedete anche le giocatrici avversarie preoccupate per le condizioni di Paola Raiola, tra le protagoniste in assoluto in questo derby. Non ha sempre trovato continuità con il suo pezzo forte, il palleggio, arresto e tiro, magari partendo da situazioni di pick and roll. Però è stata comunque generosa, l'abbiamo vista poco fa tuffarsi per contendere un pallone ad Anna Lussu. È stato un po' l'emblema della prestazione generosa della Virtus.
Ovviamente una sua assenza per infortunio sarebbe una tegola devastante anche nella prosecuzione della serie per la Virtus, che non può assolutamente fare a meno del proprio playmaker. Arriva il ghiaccio sul ginocchio sinistro. E situazione purtroppo sfortunata che andrà anche a incidere sul bel clima cui si stava giocando questo derby salvezza. Clima acceso, corretto comunque. Bel tifo anche sugli spalti, ovviamente c'è grande preoccupazione ora in casa Virtus. Perazzoli ne approfitta anche per dare indicazioni alle sue ragazze. Può riprendere il gioco dopo questa lunghissima pausa. Un grande in bocca al lupo a Paola Raiola, che si è messa a sedere ora in panchina. Vistosa fasciatura per lei al ginocchio sinistro. Speriamo che sia solo una botta, ma è difficile. Si riprende con il San Salvatore che conserva 5 punti di vantaggio. Arioli con un'altra penetrazione, stavolta viene stoppata. Interessante anche la reazione emotiva della Virtus a questa situazione. E arriva infatti subito la tripla di Arianna Puggioni. -2 Virtus, 58-56. Time out obbligato per coach Fabrizio Staico. Rimessa a San Salvatore, la tripla di Puggioni ha rilanciato le ambizioni di rimonta della Virtus Cagliari. Ora Arioli riesce a scaricare per Gagliano dal mezzo angolo, sbaglia Rondinelli con lo schiaffo sul pallone, non riesce a tener vivo il pallone, gioco fermo e arriva un altro time out. Le speranze della Virtus sono affidate in buona parte a questo possesso offensivo. Qui sporca la linea di passaggio Arioli, non riesce a ottenere però la rimessa. Le proteste della numero 8 giallonera, voleva lei il pallone che viene assegnato invece alle cagliaritane. Possono così cercare di rimediare all'errore precedente. Nuovo time out intanto, prima della ripresa del gioco. Ci riprova allora Puggioni, -2 Virtus, 58-56, il pallone subito sotto, non riesce però a giocarlo Orsini, allora recupera il San Salvatore con Capitan Lussu, si cerca il fallo, la Virtus lo trova solo ora con Pastena, 2 liberi per Lussu che a questo punto può sigillare la vittoria del San Salvatore nel derby. Coach Ferrazzoli in precedenza aveva scelto di giocare un pallone sotto direttamente sulla rimessa, in qualche misura
I Selagini si aspettavano questa soluzione. Intanto Lussu sbaglia il primo libero, tenendo aperti i giochi. 1-2 per il capitano del San Salvatore. Possesso pieno di distanza tra le due squadre. La Virtus cerca magari la tripla della parità. Sorrentino attaccata forte da Gagliano, che cerca anche il pallone toccato da Lussu. Recupero di palla del San Salvatore, recupero che può valere la vittoria. Fallo di Pastena sull'Accorte, che stavolta potrà davvero scrivere la parola fine sul derby. Attenzione anche alla firma di Anna Lussu. In questo finale è stata lei a sporcare il pallone dalle mani dell'avversaria. Ora la Corte può chiuderla, segna il primo, 60-56 più 4. 2 possessi di distanza ora. La Corte col secondo libero sbagliato. Vediamo se la Virtus riesce a portarsi dall'altra parte. Con Orsini la preghiera arriva comunque fuori tempo massimo. Allora il palla restivo a imporsi, e il San Salvatore Selagius con il punteggio finale di 60-56. San Salvatore che a questo punto potrà cercare di chiudere i giochi nella serie, nella gara 2 in programma la settimana prossima al Palavienna. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.